Allora, vediamo se ti ho aggiustato a modino a te. Allora, ipso fatto. Ok, e così siamo collegati sulle varie chat. Ok, quindi se io faccio così. A posto, buon pomeriggio a tutti. Allora, facciamo un paio di prove, vediamo se sono riuscito a risolvere il problema di ieri. L'audio lui se lo prende? Assolutamente sì. Allora, vediamo un po'. Difficile. E come monarca, lui. Lui. Assolutamente lui. Allora, adesso che è uscito sto aggiornamento 2.0. No, salta il tutorial. Salta. Allora, va là come siamo belli col pennacchio. No, cavallo, non ti stancare già. Vai. Allora, un po' di monetine. Ho proprio cancellato tutti i salvataggi che avevo e lo sto ricominciando dall'inizio. Anche perché mi rilassa molto sto tipo. Allora, facciamo uno. No, dai, tutto il tutorial. Prima me l'ha fatto skippare, però forse perché avevo fatto qualcosa di diverso, non lo so. Vabbè, facciamolo e ce la togliamo dei coglioni. Allora, dove devo andare? Ok, vai. Allora, dobbiamo costruire le mura e dobbiamo potenziarci e tenere comunque le difese, bilanciando tutte le risorse. Ecco di in base che cos'è il gioco. Allora, rimani qui, possiamo togliere gli alberi. Ok, e qua possiamo prendere quelli accampati. Ok, fammi giocare a me adesso. Costruisci, esplora, difendi, conquista. Allora, iniziamo subito a metterci un attimino in difesa. Ok, puliamo già un pochino la zona di qua. Ok, anche perché abbiamo solo un martello al momento. Tanto bella, la prima notte col tutorial attivo dovrebbe essere tranquilla, quindi abbiamo un po' di tempo per muoverci. Va bene. Allora, a sto punto io direi iniziamo a rafforzare qua e vediamo se già riusciamo a trovare qualcun altro. Allora, tu prendi soldo. Basta trovare una cassa. Ci sono delle casse con un paio di monete, eccetera. Riprenditi. Vai cavallo. Vai cavallo. Vai cavallo. Riprenditi cavallo. Ok. Eccola qua. Ottimo. Ci fosse anche un accampamento? Ok. Così riusciamo a fare qualcosa. Accampamento. Ok, ancora giorno. Ok, ottimo. Dobbiamo subito tornare indietro, però. Allora, uno e due, venite qua. Torniamo subito indietro. No, il cavallo è ancora stanco.
Ok, la live mi sembra che stia andando tutto correttamente. Ok. Proviamo pure qualche altro titolo dopo. E decido cosa fare stasera perché ho letto che è uscita una patch di Silent Hill per PlayStation su PC, ma a me non mi vede niente, quindi mo non lo so. Quindi aspettiamo e vediamo. Ok, forza ragazzi, correte, correte. Dai. Ok, allora. Innanzitutto, un altro costruttore e due arcieri. Miglioriamo un attimo qua. Iniziamo a fargli fare anche la torretta qui. Ci avevate un bel po' di soldini. Allora, come passa stanotte? Dobbiamo subito muoverci su entrambi i lati e iniziare ad avanzare un po'. Ok, allora, possiamo potenziarci? No, a parte che c'è lui, quindi possiamo fare già così. Facciamo il primo potenziamento. Lui lo possiamo mandare la mattina. Appunto, visto che non vede nessuno, facciamo così. Ok, e ne abbiamo preso un altro. E ne abbiamo presi due in realtà, ottimo. Allora, iniziamo a migliorarci sul lato destro. Lui la mattina lo mandiamo in esplorazione. Possiamo fare un paio di volte e ci dà un po' di bonus alle monete, soprattutto all'inizio è ottimo. Allora, dove ci sono i corsi d'acqua qui è possibile fare le fattorie. Facendo le fattorie si riescono a prendere molte monete, quindi io vedo un attimino di spingere verso di là. Ok, allora. C'ho qualcuno libero? Sì. Allora, te mi inizi a diventare. Facciamo uno. Ah, cazzo, solo uno ne posso fare effettivamente. Allora, però ne abbiamo due liberi. Forza ragazzi. Ottimo. A questo punto ci conviene. Vabbè, ok, c'è lui con le monete. Volevo spingere ad andare a cercare l'altra cassa, ma visto che sta venendo pure la notte, a questo punto ci conviene un attimino spingere di qua. Ottimo. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ok, ottimo, ottimo. Togliete pure sti quattro, così siamo pronti per domani mattina. Riusciamo a fare anche la torretta. Dai, dai, torna indietro. Vaffanculo per una.
No, nessuno c'ha una moneta. Ok, va bene. Allora, dammi monete. Iniziamo a fare. Torretta più alta, così ci difendiamo meglio. Poi, un altro arco. Un altro martello. Sempre per una, però lui ha fatto una gran bella caccia. Allora, vediamo se riusciamo a fare subito la torretta. Vai. Ok, prima uno non era capace di colpire il nemico a 2 centimetri da lui. Ok. A sto punto, visto che già abbiamo liberato la zona, possiamo già un pochino avanzare nonostante sia notte. Ok, andiamo a cercare la cassa e la nave adesso è a destra. Che l'ho provato un po' prima, sapendo che era uscito questo aggiornamento. Ho detto, dai, facciamo una prova. Ho fatto il primo stage, però ho detto a sto punto ricominciamolo dal principio e lo porto pure in live. Allora, qui c'è un potenziamento e non ci serve. 3 gemme. Dai, dai che c'è la cassa, dai. Dai, sgancia cassa, dai. Dai. Eccola qua, a posto. Prende cassa. Ok, vai cavallino, vai. Allora, a questo punto possiamo prendere quei due che c'erano lì in mezzo. Vai ragazzi, vai ragazzi, vai ragazzi. Facciamo uno e facciamo due. Ok. Allora, a questo punto ci conviene, ci conviene fargli tagliare qui. Che dovrebbero farcela giusto in tempo. Allora, noi prendiamo un arciere e un martello, dovremmo farcela. Sì, è arrivata anche la paghetta a posto. Allora, facciamo Archer, Martels e potenziamento. Ok, almeno siamo di livello 3. Almeno così possiamo iniziare a dargli gli utensili per lavorare nelle fattorie. Ok, allora. Ora ci servono un paio di monete per far ripartire i lavori una volta che è passata la giornata. Perché se passano i mostriciattoli se le prendono. Ma sì, un po' di raffreddore. Perché no? Allora, io direi uno e due iniziamoli a mettere già in saccoccia. Eccoli qua. Dall'altro lato ce la fanno? Anche se io comunque devo fare il potenziamento qua, eh. Ok, fatto. Allora, iniziamo subito a potenziarci di qua. Uno, due e tre.
Ma pensatelo pure. C'è un bel po' di spazio davanti, a sto punto potremmo vedere di settarci qui e avere già pure un'altra fattoria, il che non sarebbe male. Vediamo se ne riusciamo a trovare due. Penso che l'accampamento si sia un attimino recuperato. Non è che abbiamo sta spedizione da fare. Ottimo. Allora, uno e due, tornate al villaggio. C'è anche un'altra cassa. Ottimo. A posto così. Allora, a questo punto ci conviene fare la fattoria qui, potenziandoci naturalmente le difese sul lato sinistro. Quindi dobbiamo riuscire a tornare un attimo indietro. Dai. No. Ok, ottimo. Allora, a questo punto dobbiamo fare 1, 2, 3. 1, 2, 3. E mi dovete fare tutta la zona qua. Ok, datemi tutte le monete. Ok, ottimo. Dovremmo riuscire a farcela giusto in tempo. Forza ragazzi. Ok, basta che mi finite solo la torretta. Dai ragazzi. Ok, allora. E di qua dovremmo essere tranquilli. Loro già iniziano a lavorare. Quindi a breve dovremmo prendere delle monete e ripartiamo di nuovo da destra. Così vediamo di attivarle entrambe a sto punto le fattorie. Allora, anche se... Ok. Guarda quante monete. I grid, i nemici, scappano se riescono ad ottenere un oggetto o una moneta, quindi possono essere anche utilizzate in maniera difensiva. Allora, due ne abbiamo. Non arrivano stanotte? Ok, se no io inizio a costruire. Ok, a posto, qua non sono passati proprio. Allora, iniziamo a fare uno e due e ne prendiamo altri due. Poi ci puliamo tutta la zona qui. E nel frattempo andiamo a vedere. No, che andiamo a vedere. Non c'ho manco risorse per dare qualcosa comunque a loro. Quindi mi conviene pushare di qua e liberare la zona dagli alberi al momento. Allora, se ne facciamo uno e due. Riusciamo a fare anche gli altri?
Diciamo dovremmo arrivare fino e qua per barricare il tutto. Dai. 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 Allora, vediamo se qua sta andando. Ok, va tutto a posto. Va tutto a posto. YouTube, cosa dice YouTube? YouTube anche dice tutto a posto. Ok, finora qui, in una modalità controllata e settata, sta andando tutto per bene. Dai l'albero per piacere? Ok, grazie. Ok. Ah, aspetta, guarda dov'è. Eccolo qua. Il problema è che prima del posto dove poter fare la fattoria. Aspetta che ho tolto la chat. A posto. Ok. Devo rifarla almeno di livello 2. Ok. Fatemi solo questi 4 qua. Almeno così dovrebbero salire gli arcieri. Tanto mo lì la fattoria avrà prodotto qualcosa, quindi sono un bel po' di monete che entrano. Ok, vai, vai così, vai così. Ok, adesso ce ne andiamo dall'altro lato. Allora, aspetta, a parte che io posso fare un'altra fattoria qui, attenzione. A sto punto, che ci fai tu qui? Hanno rotto le barricate di là? No. Ok, vagava così. Eh sì, hanno rotto le barricate di qua, porca miseria. Allora, ma fai un attimo una cosa, datemi tutti i soldi. Merda. Vabbè, queste qua prendetele voi. Prendete voi. A posto. Allora, ricostruire subito qua. Poi mettiamo un bel po' di arcieri. Anche perché abbiamo... Oddio, avevamo 5 martelli. Ma a sto punto penso che qualche martello... Facciamo così. Facciamo uno. Facciamo due. Facciamo uno. Ok, mi arriva qualche moneta. Altro martello. Ok, l'importante è che ci sono ancora gli agricoltori. A questo punto pusciamo un po' di qua. 4. E riuscite già pure a costruirmi questo. Ok. Oh, se riusciamo a costruire qua non sarebbe male. Dai. Allora, la coppietta qui sarebbe ottima. Allora, stiamo a fare uno qui. Fate anche questo.
Perché dovrebbero giungere gli altri a darci una mano, eh. Questo livello 3. Facciamo anche questo di livello 2. Anche questo qua. Ok, ottimo. Allora, questo non penso gliela faccio. Cazzo, per una moneta. Ragazzi, una moneta. Chi c'ha una moneta? Chi c'ha una moneta? Chi c'ha una moneta? Perché non avete una moneta? Ok, ci basta solo alzare qua. Ok, se alzate questo, siamo messi ottimamente in difesa. Vai, vai, ce la fate giusto in tempo, vai. Ok, forza ragazzi, all'opera. Vai. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Sorella. Merda, non c'ho neanche monete. No, stanno entrando. Ok, dai, qua ce la puoi fare. Possibile che non ce la fa. Ok, uno. Ok, penso che uno riesce a tenerlo a bada. Thank you. Ok, allora, di qua siamo a posto. Aggiustate qua. Iniziate a togliere sti due tronchi. Allora, andiamo a vedere dall'altro lato adesso che si dice. Te devo salvarti. Quindi mi serve una moneta. Monetina, monetina, monetina. Due monetine. Tu torna qua. Allora. Che qua giustamente ci hanno abbattuto tutto. Ottimo. Ok, ci possiamo fare un po' il sederino di qua. Allora, io direi facciamoci un'altra giornata qua così. Però no, perché mi hanno tolto il prolungamento quello là. Allora, tre arcieri. Ok, un altro martello, lascia fare. Dobbiamo cercare di rendere la zona sicura almeno fino a qui. Dai che ci sono un sacco di coniglietti, dai. Niente. Ottimo. Vabbè, tu continua ad andare a caccia, se qualcosa.
Allora, qua dovremmo stare a posto. Allora, controlliamo la zona a sinistra come sta. E poi durante la notte ce ne torniamo a destra. Anche perché, vedi, ci sono belle risorse. Sì, 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 sì. Dai, tutto, dai. Dai, sgancia. Ottimo. Ok, uno ha capito che si doveva mettere lì sopra. E abbiamo un bel po' di monete. Ok. Che non vorrei ci rompessero a destra e siamo in difficoltà. Allora. Ok. Allora, e di qua siamo tranquilli. I fabbri mo vanno ad aggiustare. Allora, schiamoci prima di tutto il potenziamento. Così abbiamo una base avanzata. Poi, nuovo giorno. Siamo all'ottavo giorno. Ok. Allora, la barca ci serve per andare su altre isole. Quindi non mi devi aggiustarla. Mettiamocela al sicuro qua, così. Ok. Perché abbiamo già pure finito di riparare di là. Ecco, qua con questo davanti potrebbe essere molto comodo. Se riusciamo a raggiungere qua e a fortificare già tutto adesso, possiamo passare giornata mediamente buona. Allora, teniamoci 3 punti per metterli più nella zona nuova. Ok, tanto là era solo da ripristinare. Allora, voi avete comunque passato tutta la zona, ma non avete preso monete. Vabbè. Ottimo, ottimo, ottimo. Vai così, vai. Togliete tutto e qua iniziate a costruire. Costruite anche qui. Ok, potenziamento qua. Ok. Dai ragazzi, dai. Dai che abbiamo fatto un bel upgrade, dai. No, Pippo Baudo e Capellone. Porca la miseria, no, andate via. Ottimo. Ottimo, ragazzi, bravissimi. Questa è stata un'ottima difesa, questa qua. Questo ci permette anche di poter spingere un pochino di qua. Ok. Sì, ora riusciamo a fare veramente una bella spinta di qua.
Di là penso che siamo tranquilli, a sinistra, quindi... Ok. E qua ci servono 3 gemme. Allora, ragazzi belli, allora, nel frattempo ci fate anche questo qua. Ok. Poi, una volta fatto questo, andiamo di attivare anche quest'altra fattoria, quindi... Ok, tu sei nuovo. E voilà. Allora, e di qua adesso siamo leggermente tranquilli, non è successo niente, non si è rotto niente. Qua continuano a lavorare. Ottimo, grazie. Grazie. Allora, ragazzi, voi state un attimino cincischiando, quindi vedo di farvi fare qualcosa a voi di qua. Allora, facciamo uno, facciamo un 2, 3. Ehi, grazie, bel bottino. Ok, ottimo. E così saliamo un altro po'. Tanto al momento questo è il massimo degli aggiornamenti che possiamo fare alle strutture. Allora, aspetta. Facciamo prima questo che è più importante. Vai, vai che ce la fate. Credeteci. Ok. Dai che gliela fate. Ok, qua lasciamo così e ce ne andiamo dall'altro lato. Continuiamo verso destra. Andiamo un attimino di mettere a posto la situazione. Perché ci servono altri arcieri per sicurezza. Ok, approfittiamo. Fatemi solo questi due. Ok, tornate indietro. Ok, a posto. Ottimo. Allora, qui comunque dovremmo riuscire a reggere. Troppi soldi. È il momento di spendere. Spendere anche pesante. Allora, iniziamo a fare. Ecco qua. Già 4 li possiamo sbloccare. Investiamo anche su di te. E investiamo su di te così da farne 2 di qua e 2 di là. Poi prendo anche te. Ok. Voi nel frattempo qua fate e potenziate tutto. Di qua siamo a posto. A questo punto inizierei anche a costruire la nave. Ecco qua. Ok, tu. Così ci abbiamo un altro arciere. E qua a sto punto iniziamo a marcare un pochino gli alberi. Allora. Ok. Ok, fino a qua diciamo siamo messi mediamente bene su entrambi i lati, eh.
Qua ci conviene fare un'altra fattoria. Fare un'altra torretta qua non sarebbe male. Ok, diciamo che l'obiettivo di oggi è questo qua. Ok, liberatemi tutto. Vai, vai così. A questo punto. Facciamo pure un pochino la zona qua. Vediamo se riusciamo a farne un'altra. La cosa importante è assumere arcieri adesso. Ok, very good. Questi qua toglieteli a sto punto. Togliete pure questi tre e poi ce ne torniamo. Questo ci conviene farlo domani. Ok. Ok, fino a qua non siamo messi male. Se riesco a chiudere la zona lì, siamo messi ancora meglio. Ok, deve subito finire l'ondata di qua. Vai arciere. Vai. Ottimo. Va bene. Ok, già finita? Ottimo. Allora, a sto punto facciamo 1, 1, 2, 3. Mi fai fattoria, mi fai questo. Gli voglio dare solo l'ok per la fase successiva, così qua stiamo tranquilli e andiamo dall'altro lato. Giorno 11. Non ho capito che servivo tanto. Meno male. A posto. Allora. A questo punto facciamo potenziare questo. Allora, un'altra fattoria non al momento. Arcieri, arcieri in quantità industriale ci servono. Ok, sì, sì, ottimo, ottimo. Questi sono tutti arcieri adesso.
ne abbiamo altri. A posto. Allora, a sto punto, di qua, due di qua, di là sono soldi che stanno maturando. Stanno pappoliando. Ok, e la nave è pronta. Ok, ma giusto il tempo che se ne va al suo posto. Allora, qua la fattoria la farei. Da poter fare così. E io a sto punto farei anche un altro fattore, lo farei. Ok, ci andiamo a raccogliere le monete di là. Allora, come primo stage non sta andando male. Perché il primo è sempre quello un pochino più facile, quindi... Allora, di là mo siamo messi bene. Di qua mo dovremmo prendere un bel po' di risorse. Difatti, ecco qua. Allora. Ok, già che ci sono 3 arcieri qua, già è buono. 3 e 1 4. Non male. Ok, fatto. Allora. A questo punto continuiamo la salita. Dai. Dai ragazzi, presto. Approfittiamo che non ci sono più nemici, dai. Giorno 12. Allora, già siamo resistiti 12 giorni. Ok, vediamo un bel busto di qua. Beh ragazzi. A sto punto, visto che siete tutti qua. Ok, allora. Vedete dove si mette la barca? Ok, togliete pure queste zone qua. Ok, prendiamo quello di livello 2. Ok. Ci sono barricate, però abbiamo 3 torrioni alti, quindi possiamo comunque intercettarli. E di qua siamo tranquilli. Mo' ci deve essere la lanterna, la campana. Dove c'è la nave? A sto punto, why not? Così questa base ce l'abbiamo un attimino già ottimizzata per bene, anche perché dovremmo tornare sulle varie isole. Allora,
Facciamo altri 2 fattori a sto punto. No, penso solo uno. Un fattore e un arciere. Ecco qua. Ok, la nave si mette qui. A sto punto facciamo passare la notte, richiamiamo tutti e ce li portiamo nella mappa successiva. Ok, salite sulla nave chi può salire. Allora, voi vi state a mettere in difesa. Ok, così penso che possiamo salpare. Allora, 3 costruttori e 4 arcieri. Vai. A posto. Sì, già abbiamo un po' di risorse all'inizio. Ok. E abbiamo sbloccato quest'altra isola. Qui c'è solo un portale. Ok. Allora andiamo alla prossima. C'erano dei soldi lì, porca la miseria. Vabbè. Allora, la base adesso dov'è? Vedo voi correre qui. Di qua? Sì, ok, ottimo. Allora, iniziamoci a settare subito delle difese. E voi venite qua. Ora. Non c'ho i soldi manco per... Cazzarola. Abbiamo sperato in alberi che ci danno 2, ok. Ho anche qualcosa in più a sto punto, eh. Bravo arciere, ottimo. Allora, una torre di livello 2. Subito proprio. Poi ne fate un'altra. E nel frattempo iniziamo a pulire di qua. Allora, dobbiamo trovare solo il modo di rifarci le monete a sto punto. Ottimo. Vieni, vieni. No, no, che te ne vai? Vieni qua, vieni qua. Andiamo a approfittare adesso. Almeno i confini siamo riusciti a farceli. Vedete pure qua. Riusciamo a fare almeno 3 monete. Vediamo di potenziarci almeno anche la seconda muraglia, la muraglia a destra. Ok, ottimo, 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 ottimo. Allora ragazzi, almeno per stanotte proteggete qua. Fateci almeno questo. Questi soldi ce li teniamo. E poi vediamo dove ci dobbiamo muovere. Ok, tu già sei ottimo, che questo mi permette di fare 1,
2, 3. 1, 2, 3. Tanto comunque dobbiamo stare qua dentro. Siamoci a difendere la base per bene. Ottimo. Allora, noi dobbiamo dare una moneta a lui domani mattina, così parte subito. Eccoli qua. Ah, giusto in tempo hanno finito. Ok, ottimo. Allora, a questo punto tu già vuoi partire? No. Quindi iniziamo a fare un po' di pulizia di qua. Vai, vai, taglia tutto, taglia. Giorno 14, è pure un giorno nero. Porcaccia la miseria. Allora, facciamo partire subito lui, così torna con la grana. Iniziamo a fare a questo punto. Tu vai qui. Voi costruite qui. Mi fate anche 1 e 2. Se riusciamo a fare anche di qua potremmo stare un pochettino meglio, anche perché è una notte rossa, quindi è difficile, ma questa qua. Dobbiamo esplorare e trovare la cassa, è l'unica cosa che ci può salvare. Vai. Ok, nel frattempo comunque stanno cacciando, quindi a forma di investimento 1 e 2, venite con me. Ecco, qui c'è una cavalcatura nuova. E ci serve una lì c'è un portale, cazzo. Ecco, per il portale al momento non ci possiamo fare niente. Però quindi di qua verso sinistra siamo un pochino bloccati. Sì, sì. Mo tu esplora, fai le tue cose. Notte rossa. Già così de botto. Dai che là il cervo sono 3 monete. Ottimo, grazie. Allora, subito potenziare questo. Tutte le monete che avete datemele. Niente. Niente. La madonna. No, aspetta. Dobbiamo provare così. Allora, dobbiamo tenere sul fianco destro. E mettiamo un altro arciere. Che male non fa. Vai, rischia. Rischia, vai. Vai. Devi farti guadagnare un altro po' di tempo con le monete. Qua ce ne sono 3. Vai, fate presto. Fate presto. Fate presto. Ottimo. Ok. Allora, la notte sta passando. A destra non stanno venendo tutti da sinistra. Ok, però a posto. A questo punto possiamo fare così.
di andarci a prendere le monete da lui. Gancia moneta, gancia moneta. Ok, allora. Salire un po' di qua. E mandiamo lui subito in viaggio se può andare ancora. Sì, vai, vai. 1, 2, 3. Ottimo. Almeno con gli alberi riusciamo un attimino già a farci qualche credito. E togliete quanti più alberi possibili, almeno vediamo di fare qualcosa. Allora, riuscite a fare questa? Ci sarà farmela anche alta, sarebbe ottimo qui. Affanculo per uno. Ok, almeno siamo un pochino più difesi. Allora. Niente. Assolutamente niente. Tu qualcosa c'hai? Che cazzo. A questo punto anche tu. Allora. Converrebbe arrivare qui, chiudere tutto, ma do 4. Inizia a fare qualche fattoria. No, perché sennò non ci arrivano le monete. Vediamo se ce la fanno in tempo. Tornate, tornate. Tornate, tornate. Rompi qua e torna. Ok, torna che è tardi. Ok. Se già riuscite a fare qua. Ok, a posto. Verranno? E qua non viene nessuno, quindi lui è tornato? Non è tornato ancora. Ok, è tornato adesso. Ottimo. Gancia soldo, dai. Ok, livello 2. Ragazzi, a questo punto scusatemi se ve lo dico, ma tornate subito indietro. Allora, vai, prendila. Ok, dei diamanti, ottimo. Possiamo già sbloccare qualcosa come potenziamenti. Ok. Mica c'è anche una cassa normale con le monete?
che sarebbe provvidenziale. No, ci sono altre gemme e al momento non mi conviene prenderle. Qua già è buono. Allora, togli uno, togli due, costruite questo qua e mi costruite anche questo. Ottimo. Ottimo. Egli è tornato? E ti rimando. A posto. No, ci servono come agricoltori appena sblocchiamo il potenziamento. Allora, tutto mi fai questo qua. Sì, qua ce ne occupiamo domani. Ok, questo mo dovete fare subito. Dai, dai, che ce la fate in tempo giusto giusto, dai. Dai ragazzi, credeteci. Credeteci ragazzi. Andiamo a vedere dall'altro lato com'è la situazione. Non è che siamo messi malissimo, eh. Ottimo. Ottimo, ottimo. Ok, allora, subito potenziamento. Subito, proprio subitissimo. Ok. Dai, fate il potenziamento. Dai. Dai. Ci sono anche quelli con la maschera. Ok, quindi giustamente il livello di difficoltà è un attimino aumentato. A loro servono 2 colpi per andare giù. Anzi, più di 2 colpi. Un bel po'. Muori? Muori? Non muore? Merda. Merda. Suca. Ok. Allora, ripara. Iniziamo ad alzare anche questa qua. Allora, voi state a posto. Qua la barca ci serve per rispostarci, ma è inutile sbloccarcela adesso. Iniziamo a prendere un po' di risorse qua. E iniziamo a vedere come fare una fattoria per i soldini. Ottimo, bravo Arcier. Allora, non la posso fare qua perché non è protetto. Quindi questa qua comunque la facciamo di livello 2. Tu pure ti alzi un pochino. Di qua è successo qualcosa. Sì, è successo qualcosa di molto brutto qua forse. Vieni qua. No, c'ho solo 3 monete, ok. Allora, noi ce ne servono 8 qua. 8 più 4 almeno per avviare la prima fattoria. Almeno. Soldi, dammeli. No, niente. Porcaccia la miseria ladra.
Dobbiamo sperare solo che è tornato lui. Allora, ci servono soldi e dobbiamo far costruire la palazzina lì. Dare moneta. Ok, ottimo. Vabbè, teniamola così e pensiamo a fare la fattoria a sto punto. Allora, comunque, pure se cade quella barricata, comunque abbiamo quest'altra potenziata, quindi a questo punto possiamo viaggiare un pochino tranquilli. Ok, a questo punto, visto che c'è la fattoria, ok, iniziamo a mettere mano ai lavori. Almeno da qua iniziano ad entrare soldi. Allora, ragazzi, qui la situazione è un attimino gnagni. Allora, andiamo a vedere a sinistra. Tu intanto lavora e stai a posto così. Ne abbiamo 3 liberi. Cazzo. La Madonna. La Madonna. Suca. Ok, ottimo. Allora, altro fattore. Poi quando torniamo indietro possiamo. La casetta mi serve. Almeno iniziamo pian piano a metterci qualche truppa nuova. Allora, tu qua me l'hai battuta, ma sti cazzi. Faccio così, faccio così. Allora, a sto punto ti prendo e vaffanculo. C'è anche una cassa di soldini. Ottimo. C'è un portale pure di qua. Eh sì. Va bene. Allora, siamo belli pieni. Dobbiamo cercare di non farci fottere le gemme. Che se le prendono, io credo che sono perse. Allora, subito grande potenziamento qui. Proprio subito. Ok, allora. Facciamo un'altra torre qui. Possibilmente anche di livello 2. Ok, qua arriviamo fino a qui. Ok. A posto, e di qua dovremmo essere un pochino ok. Allora, voi state lavorando. Ancora presto per il raccolto. E altri 2. Io li butto qua. Che cos'è tutte queste monete qua a terra così? Cos'è questo spreco? Allora, si potrebbe fare qualcosa qua dopo, in modo tale da coprirci anche il molo. Allora, facciamo passare sta serata.
Anche perché così potrei fare un'altra fattoria e mettere altri fattori qui, il che non sarebbe male. Allora, stiamo a vedere di qua. Tu dai soldo me. Ah no, ti dovevo mandare, non ti ho mandato. Very good. Va benissimo. Ok. Tu inizia a pulisciare qua. Pulisciate bene, mi raccomando. Pulisci. Puliscia. Li uccidete per piacere? Non farti fregare l'arco, sei un deficiente, sei. Tacci tua. Allora, facciamo uno, due, tre archi a sto punto per forza. Di qua ci hanno abbattuto. No, di qua sì, ci hanno abbattuto la cosa. Ok. Allora, a questo punto andiamo subito a pushare di qua. Facciamo uno, due, tre. E vediamo di chiuderci almeno fino a qui. Ok, bravi ragazzi. Vai ragazzuoli, vai. Ok, almeno ci siamo allargati fino a qua. Mi fate un bel potenziamento qui. Questo. Ok, ci abbiamo anche i soldini per fare l'altro. Almeno così salite un pochino tutti. Dovevo mandare quello, fate presto. Ok, torre alta. Ok, e di qua forse, e dico forse, e quando dico forse, potremmo pensare di stare un minimo tranquilli. Ok, lui se n'è andato completamente. A sto punto andiamo a destra. Allora, innanzitutto potevamo farci una fattoria qui, mi sembra. Sì, 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 sì. Vedo nel frattempo se i fattori là mi hanno prodotto qualcosa. Ok, così recuperiamo prima. Allora, di qua. No, ancora presto. Abbiamo due liberi. Sì, mi sa che è uscito il raccolto. Ottimo. Allora, a te ti prendo dopo. Tempo faccio un arciere. Che non guasta mai. Ma ha pure ridato le monete, quindi tutto a posto. Fattoria qui. Ok. Vediamo di qua se tiene. No, secondo me se ne stanno attorno. Ah no, ok, si stanno a mettere in protezione, ok. Già iniziano ad essere un bel po', eh. Vai arciere, vai. Tu prendi moneta e vattene a fanculo. Ok, preferisco darti una moneta a sto punto. Allora, ricostruisce qua.
Allora, at this point, come dicono in Francia, ci conviene fare un agricoltore e iniziare a mettere quanti più arcieri possibile. Cazzo, qua ci hanno rotto le barriere. Oh, porca la puttana. Uno che c'ha delle monete? Eccole qua. Allora, noi facciamo barriera qua. Continuiamo a salire di qua un pochino. No, la gemma non si può mettere. Mi sa proprio che non si può mettere la gemma. Allora. Devono entrare solo a regime le fattorie. Ragazzi, siete tutti assoldati. E ci facciamo degli altri arcieri a sto punto. Sì, possiamo cercare un attimo di stare tranquilli. Allora. Ok, altri 3 arcieri possiamo farli. Ok. Dopo. Benissimo, benissimo. Possiamo già fare un'altra cosa qua, male non è. Ma noi comunque dobbiamo pushare verso destra perché non abbiamo la possibilità di... Noi dobbiamo trovare le pietre per poterci potenziare. Non ricordo come si sbloccava. Allora. Tanto vediamo di farci l'ultimo aggiornamento qua. Va bene. Allora, forse gli famo? Una notte rossa. Oh cazzo. Oh cazzarola. E almeno. Veramente ce le fa mettere. Allora. A questo punto. Sì. Abbiamo detto che abbiamo messo 3 archi a disposizione prima. Ok. Siete un bel po', ci sono anche quelli sulle torri. Mi raccomando. Dai che iniziamo subito i lavori di qua, dai. Dai, fatelo fuori, dai. Ok. Allora. Dai, dai. Avanzare, dai. Tu giustamente vuoi il potenziamento. Lei pure ha ragione comunque, Ho paura di andare a vedere dall'altro lato com'è la situazione. La madonna. Allora, iniziamo a fare qua così possono spawnarne altri. Ma si è rotto tutto dall'altro lato che non vengono questi. Ora sia successo qualcosa dall'altro lato, vabbè.
cerchiamo di dare una forma qui, salendo un pochino, poi vediamo dall'altro lato che sta succedendo. E venne il giorno. Allora, almeno un'altra torre qua la dobbiamo fare. Almeno che non vedo altri col martello arrivare. Non vorrei che li hanno fatti fuori dall'altro lato e non ne ho più. Ah no, ok, stavano a costruire la casa là. Ok, vabbè. Meno male, meglio così. Vai, vai, vai. Ottimo. Riusciamo a farci potenziamento. Ok, almeno pure questi due devo togliere. No, ma secondo me già famo in tempo. Vediamo un po'. Ok. Ok, vai, 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 vai. Ragazzi, tutti a casa. Allora, vediamo un po'. A sto punto. Sì, 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 vai così. Madò, quanti soldi sto buttando così però. Ok. E ne mettiamo un altro qua. Allora, la situazione dall'altro lato. Abbiamo anche due martelli. Che al momento sembra buono. La recensione ha tenuto di qua. Le ultime parole famose. Mi dovevo fare li cazzi mia. Porcaccia la miseria. Vabbè, vabbè. Allora, uno e due qua. Iniziate a fare il ponte. Fate qua. Uno e due. Andate di là. Noi ci serve pure qua così da poter stare un pochino tranquilli. Se riusciamo a fare tutta la zona qua. Oddio. Poi se questi si muovono. Ragazzi, abbiamo un'importante missione da fare. Allora. Ok, iniziate a fare questa qui. E primi puliti anche qui. Ecco qua. Siamo anche di livello 2, perché no? E se riusciamo a fare pure quest'altra è anche meglio.
vai ragazzi, se collaboriamo tutti insieme ce la possiamo fare. Però vi dovete muovere adesso. Vai. Ok, non c'è un altro. Vai, vai, veloci, veloci. Veloci. Ok, dovete alzare questo. Allora, non so in quanto. Iniziamo con quella di livello 1. Ok, e di qua dovremmo essere un pochino più al sicuro. Ok, allora. Facciamo un'altra fattoria qui. E noi ce ne andiamo dall'altro lato. Allora, iniziamo ad investire nella barca. Non possiamo vedere di spostarci. Perché noi al momento abbiamo bisogno per forza della pietra. Salve fattori. Salve. Ok, ce ne sblocchiamo un altro. E tu fattorizzi. Ok. Diciamo che mi servono un po' di martelli adesso, per fare prima le cose. Però va bene anche così. Allora. Se mi fate pure qua, vi do un bacino. Allora, non c'era un altro accampamento. No, ok. Bravo. Quindi di grana. Va bene. Ok, almeno così riusciamo un attimo a rallentarli. Che non è affatto male come cosa. Ok, sto punto. Fammi pure qua. Gli altri dovrebbero finire e dovrebbero avvicinarsi loro in automatico. Quindi. Ragazzi, ce la possiamo fare. Eccoli qua. Eccoli qua, stanno arrivando. Calcolando che ce n'è solo 3, ce ne ho. Ma stiamo andando bene. Sì. Ok, ma sono 4. 1, 2, 3, 4. Ne ho 5. Ok, hanno preso pure il martello. Ok, ok. Va bene così. Va benissimo. Fate questo veloci. Dai che poi devono pure salire. Ok, forza ragazzi. Forza lupi, vai. Troppi soldi. Allora, iniziate a fare qua. Non c'ho altri potenziamenti e cose da fare. Allora, tu vieni qui.
Vieni anche tu qui. Up. Due così. Due archi. E due martelli. Allora. Ok. Qui possiamo continuare a costruire, però mi hanno abbattuto la difesa, sti bastardi. Però va bene, va bene. Va bene. Va benissimo. Sì, sì. Allora, vediamo di prendere la cavalcatura nuova e poi ci trasferiamo con la zona. Qua non possiamo fare niente. Forza martelloni. Martelli di tutto il mondo, unitevi. Ok, fase 2 fatta. A posto. Allora, facciamo la chat. Vai, vai che siete tutti quanti qui, vai. Qua ci posso già andare? Sì. Tu che fai? Un cervo. C'hai un'abilità? Non c'è un'abilità. Vabbè, però sembra più veloce. Fai pure questo. Mirate pure questo. Ok, andiamo di settarci un pochino qua per bene. Ok, migliorate pure qua. Una fattoria è inutile farla adesso, a dire il vero. E qua mo c'è il covo, quindi non ci conviene andare avanti. Vai cervo. Allora, a sto punto cazzo ne mancano. Ok, a posto. Ok, almeno abbiamo la nave. Allora, io penso che di là più di questo io non posso effettivamente fare. Qua ci serve la pietra per il potenziamento. E mo qua adesso sarete pieni. Di fatti. Sì, 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 dai, dai. Allora, qualcosa là già c'è. Quanti soldi sto perdendo? Morti tutti? Vedi, così la difesa già sta funzionando. Allora, tu hai perso qualcosa. Vieni. Ok, adesso vediamo di fare di qua. E ci spostiamo. Potremmo tornare nella prima mappa.
mappa e prendere qualche potenziamento, però a sto punto meglio andare avanti, perché mi serve il potenziamento per abbattere i portali, quindi se non sblocchiamo il potenziamento nuovo della base non li possiamo creare. Allora, vediamo di salire un altro po' e poi diamo la ritirata per questa zona. Vai. Ok, vai ragazzuoli. Dai, dai, sbloccati, sbloccati, sbloccati. Dai che stanno ancora qua. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Mi deve dare solo l'ok questo qua. Sì. Ok, ragazzi, possiamo fare una bella cosa. Però vi dovete muovere. Una torre qua sarebbe ottima. Vai, vai, vai. Sblocca, sblocca, sblocca. Ok, e penso ci dobbiamo fermare qua. Più di questo non ci conviene proprio, sai? Dai, ragazzi. No, sì, quanti? Oh, cazzo, no. McFarlane, torna dietro. Allora, facciamo così. Andiamo a dargli un po' di Borotalco Roberts. No, dove andate? Fermi. A posto. Dategli le monete e fateli andare via. Allora, si ripristina qui. Ok, fatelo pure di livello 2. E via. Sono più arcieri di là. Tutti quegli arcieri che ho chiamato, dove cazzo stanno? Tacci vostri. Allora, facciamo uno, facciamo due. Allora, tanti arcieri. 2, 3, 4 arcieri. Due ragazzi che mi vanno in giro a
aggiustare un pochino le cose. Male non è. Di qua, mannaggia la miseria, hanno rotto di nuovo. Ah, porca zozza. Minchia, hanno rotto tutto. Secondo me hanno rotto proprio quelli con i martelli. Allora, ce ne ho 2. Mamma quante monete, no, fermi. Ok, barca in mare. Allora, facciamo 3 qua e altri 3 qua. Voglio sperare abbiano aggiustato a sinistra almeno, perché è pure una cazzo di notte rossa. Passiamo la notte campana e passiamo subito alla terza isola, possibilmente pieni di monete. Ce l'hanno fatta? Che giustamente non gliel'ho detto. Non penso ce la faranno. Ciao cane! Ciao cane! Guarda, ve li do 2 monete. A posto così. Allora, voi finite di fare qua. E ci abbiamo di nuovo. Qua è iniziato il diluvio. Benissimo, molto bene. Lodo la mia decisione di non scendere stasera. A posto. A sto punto, campana. Vai con la campana. Salite tutti a bordo. Via. Ok, e anche qua siamo riusciti a sbloccare. Quindi mo vediamo nella terza com'è la situazione. 27 giorni finora abbiamo resistito. Allora, terza isola. Ok, fortificazione base. 1, 2, 3. Voi 2 venite qui. Siamoci super bardati già dall'inizio. Mettiamo un altro martellone e un altro arciere. Ok. Non ancora. Ok, beh, ragazzi, dobbiamo costruire pure là, eh? Mi raccomando. Fate pure qua a sto punto, chi si è visto si è visto. Che per caso. Ok, ok. Mo ce ne servono 3 per la barricata qui.
Ce ne servirebbero altre 5 per l'altra torre, però vabbè, siamo all'inizio. Andiamo alberi sperando di trovare qualcosa. Allora, aspetta però. Questo me lo dovete fare. Il resto lo vediamo dopo, ma questo me lo dovete fare. Ok, allora. A questo punto io più che altro farei questo. Ragazzi, se ce la fate in tempo, siamo a posto. Wolf? Wolf cosa? Signor cane? Dai, 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 dai. Ottimo. Allora, visto che no, no, fermi, fermi, che non viene nessuno, fermi, fermi, detto bugia. Dai. Ok, allora. Merda. Bracobaldo non c'è. Questo è un problema. Allora, devo vedere come farci un po' di risorse. Allora. 28. Ci serve una cascia. No, questa. Eccola qua, questa. Minchia, già il portale. Minchia. Allora, voi due venite. Tu aspetta qui. Ti riprendi? Ok. Vabbè. Allora, di qua c'è il posto per una fattoria, ma a me mi serve comunque di far salire un pochino il tutto. Quindi pushiamo prepotentemente da quest'altro lato. Come questo. Abbiamo altri due qui. La caccia è andata bene. Ciao, tu cosa fai? Sei cavallone. Va bene. Allora, questo qua cortesemente lo potenziate. E a sto punto ci mettiamo un altro paio di arcieri. 1, 2, 3 vanno più che bene. Allora, se riesco ad arrivare qua, posso iniziare a fare la prima fattoria. Se riesco a far salire il livello di là, naturalmente. Allora, ragazzi.
questo punto venite qua. La situazione è un attimo nera. Questa sarebbe stata ottima, ma non ce l'ho fatta in tempo. Vabbè, vabbè. Vedremo di farcela resistere. L'importante è passare mo' la notte. Almeno così. Già un livello su. Ok, solo a destra? No, giustamente. Che vuoi essere buono? In questo gioco soprattutto, ma che? Ok, a posto. Allora, via come due anguille. Andiamo a fare subito qua. No, gemma buona. Dobbiamo arrivare a chiudere qui, potenziarci e fare una factory. Noi ci troviamo un passaggio fatto. Non è che qua però non c'è una roccia, porcaccia la miseria. Mm. Sì, sì, vai, vai così, arcieri, vai. Vai, disboschiamo tutta sta zona. Allora, a questo punto facciamo 1, facciamo 2, facciamo 3. Sarà un problema, però aspetta. Ok. Allora, ragazzi. Vabbè, al momento lasciamo così. Oppure aspetta, può darsi che mi ha dato lui le monete. Zitti. Assolutamente no. Sì, ce le ha date come. Dai ragazzi. Ragazzi, se completate questo, vi faccio un bel regalo a Natale. Ok, io do un'altra ventina di minuti e stacco e poi decidiamo un pochettino dopo cosa fare. Ok, sono 2 ore e non è successo niente. Vabbè. No, prima che stacco provo a caricare così per curiosità. Silent Hill, vediamo un attimo se va. Ottimo. Ottimo, veri buono. Mm. Mm. A sto punto dobbiamo iniziare a salire un po' di qua. Ok. Facciamo nel prossimo, tra virgolette, turno.
Dai. Ragazzi, 4 di voi e nessuno lo colpisce. Allora, iniziamo a fare 1, 2, 3. Iniziamo a pulirci la strada di qua. Di qua già c'era comunque il portale, quindi non ci conviene proprio salire di là. Pure una giornata russa. No, perdere, non perdere. Qua riusciamo a farlo. Togliamoci tutti questi alberelli qua. Cazzo, però mi servono 5 monete. Allora, vediamo se riusciamo a procurarci qualcosa di là. Niente, ragazzi, no, niente, manca una moneta? Assolutamente no. Assolutamente no. Magari i cacciatori qui. Vedi, vedi? Vedi? Allora, no, ma aspetta. E dobbiamo continuare a pushare a destra. Ok, ottimo. Siamo pure qua vicino. Io oso. Io oso. Voglio se ce la fate. Dai, dai, credeteci, dai. Ottimo. Veloci, 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 veloci. Ah, le vostre sorelle. Quelle svergognate. No. Volevo anche azzardare nel cercare di fare il potenziamento, però a sto punto. Allora, ragazzi, dobbiamo resistere a stanotte. Altri cittadini non ce li ho. Arriva qualcuno? Arriverà? Fatto cazzata? Fatto cazzata? Avido? L'avidità è mia nemica? È la Madonna che sta facendo fuori. Ok, basta dalla nottata. A posto. E a sto punto approfittiamone qua. Allora, potenziamenti e fattoria. Allora. Ok, e qua almeno la fattoria già ce l'abbiamo. Mo' con i soldi che possono aver fatto qui, vediamo se riusciamo a farci il potenziamento.
neanche il cornicione. E qua è andata proprio male, ma di un male. Me, me, me. Ok, fate qua. Marcire serve. Cazzo, secondo me per una o due monete forse non ce la facciamo. Niente? Allora, facciamo una cosa, completiamo qua e ci facciamo per quanto possibile un'altra torretta qua. Facciamo 1, 2, 3. Ah, cazzarola. Ok, no, serve potenziamento e fattoria, se no non riusciamo a resistere. Che giustamente più vanno avanti le notti, più diventa difficile. Non abbiamo entrate sufficienti a coprire anche il potenziarci e a restare in vita, quindi. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Ok, me ne servono solo tre. Già là. Oh, grande cacciatore, ottimo, ottimo. Allora, iniziamo subito il diabolico piano. Allora, innanzitutto, questo. Ok, poi. Ok, e la fattoria mi sembra l'avevamo già fatto, gli ho fatto fare il secondo step. No, già c'è la fattoria, ok. Ci serve un cristiano, ci serve. Lo sblocca un'abitazione. Mm, 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 mm. Ok, era un messaggio su Discord. Ok, dobbiamo aggiustare qua allora. 8. Ok, sempre 3. Servono 3 monete. Allora, in realtà quello ci basterebbe solo trovarne uno e vaffanculo. No. Allora. No. Vai, vai, ragazzo, vai. Sì, 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 sì. Venite, 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 venite. Ok, così ne abbiamo due. Allora, uno inizia a lavorare. Qua vediamo di ottimizzare un pochino la zona.
Vediamo di farne un'altra torretta, se è possibile, di livello 2. Ottimo. Ragazzi, non vi muovete, non vi muovete. Allora, diciamo che potremmo fare una bella cosina qua, eh. Ragazzi, se li completate tutti e due, madonna mia, che cosa non facciamo qua? Dai, voglio credere in voi, ragazzi. Metto pure qua per proteggervi. Ok, torre fatta. Muovetevi con l'altro. Merda, vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo. Veloci, 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 veloci. Vai così. Ma perché vi prendete le monete? Ok, va bene, va bene. Ok. Almeno siamo resistiti. E non abbiamo perso le gemme, attenzione. Ok, diciamo che metterci anche l'altra roccia qui ci salverebbe non poco, eh. Ok, non sono massimo 20 minuti, dai. Ok, veniate ragazzi, veniate. Dai, mi dovete fare almeno la torre qua. No, non tu, non tu. Ok, mi completate questa zona qua e qua forse siamo un pochettino messi più tranquillamente. Allora. Vieni, vieni pure tu, vieni pure tu. Oi, Francesco, buonasera. Cioè, mi stavo rilassando un po'. Sto gioco mi rilassa. Tutto bene? Allora, cosa metto a fare a questi stronzi adesso? Un agricoltore e tutti arcieri. No, io dopo ieri che si è bloccato l'impossibile nonno ho scoperto che erano gli ultimi driver video Nvidia che mi davano problemi con OBS. Ieri è stato aberrante. Sono stati comprati due box del set Disney di Dario e Cazzarola, ho visto ieri il post
Se avevo la possibilità l'avrei preso subito pure io. È bella proprio come raccolta. Bella proprio. Ecco, hanno rotto i coglioni di là. Stamattina alle 6 sei riuscito a prendere, perché io ieri provai pure ad entrare sul sito, però ero 8.400, una cosa del genere. Giustamente ci si sono fiondati tutti sopra immediatamente. Sì, ti ho detto, ho provato ieri quando vidi il post e niente. 8.000 persone in coda e si doveva aspettare tipo una ventina di minuti, una cosa del genere. Ho preso lo scrigno, quello dorato, quello lezzo. Tanto davvero dovevo andare al lavoro alle 6 e qualcosa, ho preso i box, giustamente. Giustamente devi andare al lavoro, c'è questa possibilità, perché dire di no? No, ragazzi, scappate, scappate, tornate indietro, tornate indietro. Devo fare da bale a questi due. Arcieri, nel sangue dei vostri defunti. Merda, 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 merda. Ok. Se non si piglia una corona, tutto a posto. Ma pure le illustrazioni, le tipologie di carte. Diciamo che è proprio una bella raccolta. Bella. Siccome c'ho la possibilità di metterci boh, le manine sopra pure io. Per il resto, Francesco. Allora, io vorrei solo costruire una fattoria e vivere dei prodotti della mia terra, se me lo consente. Allora, casa. Blocca il cazzo della pietra per potenziarmi. E non mi ricordo come si sbloccava. Tacci sua. Visto che avevo un buono della Feltrinelli. Ah, e tu giustamente avevi il buono, ti sei svegliato presto, non c'era coda, non c'era niente. Che fai, te ne privi? No, no, mi sembra giusto. No, leggi sopra. E oggi sono andato a comprare i tarocchi disegnati dalle ortolani. Pure, ma oggi è stata proprio giornata di shopping. Bravo Francesco. Cioè, ho visto in giro che ci sono dei leak di Dragon Ball, ma quello usciva oggi perché l'aveva comprato anticipato, una cosa del genere. Questo mese ho già 16 ore di straordinario, almeno li sfrutto. Tu sei uno stacanovista. E beh, quando ti arrivano i due box che hai preso? Almeno così un amico li fai vedere. Grazie agricoltore. Allora, un altro. Che ore so? 17. Ok, basta un altro quarto d'ora. Uno qua. No, io sono stronzo che copri i colleghi miei nei miei giorni di riposo. Boh, fino a quando lo dici tu che sei stronzo, Francesco? Cioè, io da amico, più di dirti hai ragione, cosa posso fare? Cioè, l'hai detto tu, no, no, mi sarei mai permesso, massimo rispetto per te. Ok, sta piovendo e buttando così tanto vento che non vedo il palazzo di fronte. Bene, benissimo, super bene. Questo effettivamente sarebbe da fare. Francesco, tu questo l'hai mai giocato? Cazzo, c'è un portale anche qui. Brutta situazione, mi servono arcieri. No, l'ho ripreso perché è uscita la patch 2.0, visto che è uscito il DLC a tema Grecio, Antica, Olimpo, Misteri, Zeus, eccetera, eccetera. Hanno fatto uscire la 2.0 che ha modificato alcune cosine del titolo, ottimizzazioni, cazzi, mazzi, curiazen, eccetera, eccetera. Oh, cazzo. No, no, scappa, scappa. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Corri, corri. Corri, c'è Pippo Baudo. Ok. È difficile, minchia. Non ricordavo fosse così cattivellimo.
Il difetto di sto gioco è che posso giocarlo solo una volta ogni 3 mesi. Più di un 3 mi spaventa. No, no, ma pure io ce l'ho sta voglia. Ogni tanto lo metto, faccio qualche run fino al punto in cui io mi ci diverto. Poi lo metto a riposo e poi lo riprendo dopo qualche mese. Non so, mi rilassa. Non ricordo come cazzo si sblocca il livello 3 dei potenziamenti, quindi devo prendere qualcosa. Forse mi conviene tornare nella prima mappa e usare lì le gemme, capace che è lì che c'è il potenziamento. C'hai troppi soldi nelle sacchette, investi. Io vorrei investire, ma mi manca la pietra. Sto pieno di gemme. E più che altro mi conviene tornare dalla prima mappa, questa è la terza isola, e iniziare a sbloccare i potenziamenti. Allora, 2 arcieri e via. Di qua mi stanno a fare proprio felle felle. Aglia. Allora, la nave era da questo lato, quindi facciamo la nave almeno. Via. E mo giustamente gli devo dare 568.000 monete qua. Allora. Un po' qui. Facciamo pure i coniglietti. Per il resto a che stai a giocare, Francia, ultimamente? Consigliami qualche altra cosa, dai. Disney Anthology esce l'Immacolate. Immacolate. Ok. Bella consegna a casa. Arriva il pacchetto. Potresti fare un video per noi amici dove canti la canzone di Dario Moccia sugli spacchettamenti e con le scatole in mano. Così sarebbe molto divertente, secondo me, eh? Così per il meme, eh? Non mi conviene fare un'altra barricata. Forza schiavi, bravi. Allora, ultimamente Dragon Age Origins, così me li rigioco tutti. Io sono costretto a trattenermi dal prendere Shin Megami Tensei 5 perché mo arrivando Re Fantazio. Capì? Cioè, Shin Megami Tensei 5 non ha fortuna con me. Però un po' alla volta riuscirò a farcela. Domani è 9, poi viene il 10 e poi 11. Si aprono le porte, spalancate le porte a Re Fantazio. Dai che dobbiamo tornare nella prima. Costruite. Allora, dovremmo riuscire a stare tranquilli. Comunque, Francesco, io lo devo dire. È bello Silent Hill. È bello, fatto bene. Come Silent Hill. Non guardiamo il lato tecnico perché... Problema. Oh, cazzo. Problema. Ragazzi, scappate. No, cazzo fate? Scappate. Merda. Quindi martello e vai via. Meglio così. Molto meglio così. Konami non c'ha... Ma quello uscì la notizia che addirittura sembra che avesse chiesto a Blooper di non farla la versione PC, cioè non gli interessava neanche la versione PC. Ora, la vorrei dire in un... Oh, cazzo, è finita. Sono arrivati con i peni. Sono arrivati con i peni, sono arrivati. Oh, Madonna mia, che assalto mi hanno fatto. Ragazzi, prepariamo la nave, andiamocene subito da qui, perché sennò sono cazzi, eh. Cioè, abbiamo problema dopo. Torniamo subito alla prima mappa, perché sono cazzi. E anche senza sale. Dai.
No, perché farlo uscire su PC, mo che il mercato PC soprattutto lo sto vedendo un pochino più attivo. Ma proprio per bene, bello, caruccio, sistemato. No, perché far uscire solo il remake di un gioco che tutti stanno aspettando? Ma quando mai? Ma perché? Poker, sì, sì, ho avuto un piccolo problema con le risorse prima. E mo la cosa che conta è che me ne vado da qua. Subito andare, subito. Subito, subito, subito. No, c'è solo uno. Allora, no, devo prendere un po' di soldi e mettere tanti arcieri. Allora, tu vieni qua. Allora, questo lo ricostruiamo. Ci bardiamo con tanti carissimi arcieri. Qui le monete me le date. Spariamoci qua, ma trova sti sassi, ste nostre sempre così. E non mi ricordo dove, come cazzo si trovavano i sassi. Mi sembra che era una delle ricompense dei cristalli, non mi vorrei sbagliare. Quindi per questo voglio tornare all'inizio. Che bello, avevo 3 salvataggi col gioco completato. Oh, non mi ricordo mai sta cosa. Devi andare nella foresta e farli eliminare. Allora, scusami, desculpami. Ok, rumore strana, situazione strana, fatto cagotto. Il problema è che non posso neanche andare avanti qua. Mi serve il potenziamento della pietra per farmi le truppe e togliere i portali. Ricordo bene sta cosa. Mo' so esattamente 6-7 mesi che non lo prendo. Quindi o è nel livello successivo. Io sto controllando tutti i punti finora, ma che cazzo di pezzi siete? No, ragazzi, non è il momento. Ragazzi, fossi in voi tornerei indietro, eh. Via. Scappa, scappa, c'è Pippo Baudo. Scappa, 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 scappa. Scappa, 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 scappa. Scappa, scappa. Vai. Tienilo. Matalo. Ok, a posto. Fatto. Dai. Dai. Dai che è anche passata la notte, dai. Ok. Allora, voi avete soldi? Tanti soldi. Ok. Di là mi hanno ridotto la cosa. Allora, facciamo così. Facciamo così. Io sono sicuro che devo tornare alla prima. No, questo no. Puttana la miseria, non mi ricordo proprio. Allora, e devo andare a chiudere a destra. E che comunque è quasi fatto. Dai, dai. Due. Ottimo, ottimo. Allora, addirittura possiamo vedere di fare.
questo qua, così abbiamo un altro po' di difesa. No. Allora, io farei più così. Cazzo, l'altro lato mi sono dimenticato. Potrebbe esserci problema. Mucho problema. Oddio, mucho problema. Allora, prendi soldo. Prendi soldo. Ruba, pastrocchia, prendi. Scappa come il vento. Ma quindi Francesco, quadraginiu? Ho sentito bene oggi. Non ce la faranno mai a riparare tutto. Non ce la faranno mai. Non ce la faranno mai. Non mi pare. Ah, avevo letto il messaggio di Gianmarco prima. Però è simpatico squadraggino, però dai, non si può fare. Ma dopo mi ha detto viene. Sperando solo che finisca di fare sto cazzo di diluvio, perché sennò non credo riesca a scendere di casa. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Basta. Basta. Vai via. Oh, vieni amico. Ok. Dai, voglio riuscire almeno a tornare indietro. Io rimetto i pezzi. Allora. Oh no, grande problema. Grande Giove. Ragazzi, o torniamo indietro adesso o siamo morti. Forza. Forza. All'arrembaggio. Ok. Tutti i pezzi fatti. Mo. Mo. So che comunque torno nella prima mappa e la base già ce l'ho abbastanza buona. Iniziamo a rimettere qua. Prendiamo soldo. Comunque, citando Gianmarco, io potrei anche... Anzi no, mo la dico dopo nel gruppo sta cosa. Siamo 5, come la squadra Gini. Sta cosa aveva ragione Gianmarco. Però siamo 5 anche come... Tante cose col 5 ci sono. Ragazzi, se ci terminate qua ci fate un grosso favore, ce ne dobbiamo un attimo scappare da qua. Le cose non vanno bene. Forza, forza. Quella barca deve arrivare pure fino a qua. Porcaccia la miseria. Allora. Allora. Questa moneta. Allora, torniamo indietro. Vai Varctella, vai. Barca, fai presto, barca, barca, barca. Vai, barchetta, vai. Mettere altri arcieri nel frattempo. Ah, minchia, sono al limite.
personaggi in cerca di autore. Non ce l'ho qua, c'ho tutto potenziato al massimo. Posso prendere te. Posso lasciare le monete qua per rallentare qualche grid. Ragazzi, dovete sopravvivere solo stasera, dai. Dai, dai. In realtà questi già stanno scappando. Ragazzi, lascio il regno in mano a voi, eh. Mi raccomando, il vostro leader se ne va. Ma mi sto facendo l'auto preventivo per vedere quanto dovrò spendere su Card Market. Quanto vuoi spendere, Francesco? Un culo che tu... Le carte di FOM. Che cos'è FOM? Allora, France, io stacco che così vado pure a mangiare e mi organizzo per dopo. Fammi capire che sono ste carte che non ho capito. Ah, ecco qua. Ma dopo vediamo. Ah no, dopo faccio un po' di Outlast prima che viene Gianmarco. Allora, io scappo anche nel bagno, faccio tante fughe oggi. Force of Will. Me lo vado a cercare perché non so quelle che ti dico. Ah, ok, ok. Ok. Allora ho capito quali sono. Francesco, se ci sei, ci sentiamo dopo con sommo piacere. Quindi la live è andata bene, penso che stasera non avremo problemi. Ieri abbiamo buttato il sangue, Francesco. Veramente abbiamo buttato il sangue. Ciao, ciao, a dopo e come sempre ti ci vuole bene Francesco.